Fate conoscere Gesù ai vostri figli anche se sono piccoli. È l'invito che il Vescovo ha formulato stamani in cattedrale aprendo le feste in onore di Nostra Signora dell'Orto. Come sempre i bambini e le loro famiglie hanno portato in dono alla Vergine un fiore. Ma il fiore più bello siete voi bimbi, ha esordito Monsignor Tanasini, circondato da un gran numero di piccoli. I bambini hanno spiegato il perché della loro presenza in chiesa. Per pregare, per tutto quello che ha fatto, perché preghiamo Ave Maria. Maria, che è generosa, ha quindi proseguito il Vescovo, fa a sua volta un regalo a voi, un piccolo Vangelo adatto ai più piccoli. Certo, molti lo leggeranno tra qualche tempo, tuttavia, ha sottolineato Monsignor Tanasini, è il segno che in casa si può già parlare di Gesù. Non abbiate paura, mamme e papà, di parlare di Gesù ai vostri bambini. Leggere il Vangelo, raccontare di Gesù, farlo conoscere, insomma. Ecco, noi oggi prendiamo qui l'impegno di conoscere meglio Gesù, d'accordo? Parlare di Gesù ai propri figli? Molte famiglie già lo fanno, alcune di loro ce ne hanno parlato all'uscita della cattedrale. Che consiglio dare? Come parlare di Gesù in casa? Innanzitutto insegnando le preghiere ai bambini, anche se sono piccolini, magari che ne so, anche il segno della croce, giusto le prime cose. Nel quotidiano, cercando di spiegare come ci si comporta nel rispetto, diciamo, degli altri, molto semplicemente, senza fare discorsi troppo complicati. Stefania, cosa pensi di questo regalo particolare? È molto bello perché questo regalo particolare che insegna cose su Gesù. È bello perché devo anche i bimbi imparare a stare con Dio. E tu come ti chiami? Massimiliano. Tu Massimiliano lo leggerai allora, dice tuo fratello. Ho già letto 2 pagine.